Dopo l'autopsia, ancora tanti gli interrogativi aperti sulla morte di Marco Cestaro, il 17enne di Fontane di Villorba, deceduto dopo 3 giorni di agonia dopo essere stato travolto da un treno venerdì scorso. E qui, in fondo a questo corridoio, dietro la Porta Azzurra, al centro della stanza, all'obitorio di Treviso, così come disposto dall'autorità giudiziaria che l'anatomopatologo Alberto Furlanetto ha registrato, misurato, fotografato e valutate tutte le lesioni riportate sul corpo del 17enne, in modo da poter confrontare le risultanze con le indagini ancora in corso, sia sul treno sia sul luogo in cui si è consumata la tragedia. Troppo presto, pertanto, poter parlare di suicidio o peggio di omicidio, come ipotizza la mamma di Marco. E a tal proposito emerge un altro inquietante particolare, confermato anche da uno dei 3 periti di parte presenti all'autopsia e che apre ad una terza supposizione. Le ipotesi sono 3, o tentativo di suicidio, o incidente o aggressione finita male. Attualmente non abbiamo. Tra le tante ferite riscontrate dall'anatomopatologo, una nuova è a forma di T che da dietro alla testa si propaga quasi fino alla gola. Sicuramente l'ha urtato la testa, ma non ci sono segni, non ci sono ecchimosi sulla testa, per cui probabilmente ha urtato contro una superficie ampia. È difficile pensare che sia stato un corpo contundente al cranio. Ma attualmente non esisterebbe ancora nessun elemento certo per poter privilegiare una delle 3 ipotesi. Ci sono fratture multiple, queste sono note, scomposte con torsione degli arti, ma quello è uno sicuramente dei punti dove ha subito il trauma, solo questo si può dire. Per sapere la verità resta da fare il cosiddetto punto zero, cioè accertare come può essere avvenuto il contatto con il treno, viste le lesioni e i traumi riportati, per capire se c'è stata compatibilità con la posizione in cui è stato trovato Marco e verificare da cartella clinica le tempistiche precedenti all'arrivo in ospedale per ricostruire la cronologia degli avvenimenti.